Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel mio canale. Oggi un piccolo video spesa. Sono stata a Lidl e io ho cercato le cose che mi avete detto sotto al video spesa, l'ultimo video spesa Lidl. In realtà io non ho trovato quello che mi avete scritto, ho trovato una cosa sola tra quelle che mi avete scritto e quindi non lo so, sarà il Lidl che c'è, cioè quello è un Lidl grande. È più grande di quello che ho vicino a casa, però non ho trovato quello che mi avete scritto, quindi la prossima volta guarderò meglio. Mi sono dimenticata di andare all'Eurospin, che è praticamente di fianco, appiccicato, e sono andata al Tigotà e poi sono stata al Prix, che so che non esiste in tutta Italia, quindi sono stata anche lì, ho preso delle cose. Allora vi faccio vedere la spesa prima, il cibo più o meno, c'è una cosa che non c'entra, e poi vi faccio vedere le cose del Tigotà. Questa è la mia spesa, quindi vedete anche il casino del lavandino sporco, perché stamattina non avevo più tempo poi, perché mi è girato di mettere lo smalto sui piedi stamattina, e quindi il risultato è che poi ero anche un pochino in ritardo. Allora, questa è la piccola spesa. Le bottiglie le vedete là così, e sono illuminate perché c'è il flash, perché ce n'era una rotta e allora sto guardando se anche queste perdono acqua. Allora, ci sono queste verdure, sono del Lidl, costano 2 euro e qualcosa, e mix di verdure alla mediterranea. Non le ho mai prese, però le trovo geniali come contorno con la carne. Poi ho preso delle zucchine perché ne ho 2 in frigo, però mi sa che sono troppo vecchie e quindi ne ho prese 3 nuove, e una volevo farla tipo sempre per Franz, perché a me non piace così. Volevo farla sulla bistecchiera. Poi ho preso le banane solite, però l'ho prese un po' indietro perché ne ho di pronte da mangiare qua a casa. Poi i soliti 2 cornetti, questi qua con la crema di nocciole, le 2 confezioni di croissants all'albicocca, e ho visto che ci sono anche quelli quelli al burro sono come questi qua confezionati così, cioè questi qua sciolti. Devo andare all'Eurospin a guardare quello che mi avete consigliato, quindi prossimamente andrò anche là. Poi ho preso un coso di caffè perché ne tengo sempre uno di scorta, e siccome l'altra sera l'ho aperto, allora ho questo adesso di scorta. Poi questo qui è del Prix, è per doccia shampoo per Franz, perché anche a lui tendo sempre ad avere una scorta per lui, per queste cose qua come deodorante, bagno schiuma eccetera, le spugne, ecco. Poi ho preso secondo me si dice lo Skir. Questo qua insomma ho preso Skir alla fragola e sono curiosa di sentire com'è. E si presta benissimo a colazione per iniziare la giornata o come spuntino sostanzioso, quindi sono veramente curiosa ad assaggiarlo. Se mi piace faccio scorta, solo che c'è il lattosio dentro ed è un po' un problema per me. Però ho eliminato il latte col lattosio di nuovo, e vedete anche le mozzarelle prendo quelle senza lattosio, quindi per una cosa che mangio con lattosio insomma non dovrei stare male. Prima invece avevo iniziato a rimangiare tutto col lattosio. Poi sì, ho preso queste 2 mozzarelle appunto senza lattosio, e questo barattolone confezione gigante di gelato vaniglia nocciola cacao. Questa è del Prix, 1,5 kg, e costa relativamente poco, non so se sui 2 euro o qualcosa, ed è molto buono questo gelato e quindi l'ho comprato. Questo è da averlo se magari la sera abbiamo voglia di gelato, ecco, è giusto per avere qualcosa di fresco da mangiare. Poi ho preso un grana, questo qua, io compro sempre e solo questo qua. Ho preso 2 pezzi di formaggio latteria, questi sono quelli del Prix. E poi ho preso le 3 confezioni di salsa di pomodoro. Il tonno non l'ho preso perché non c'era più quello in olio di semi e quindi non l'ho comprato, quindi la prossima settimana quando andrò dal dentista andrò a vedere del tonno. E ecco, questa è la spesa di cibo. Al Tigotà invece ho preso i sacchetti, questi qua, che costavano 99 centesimi, solo che avevo uno sconto, quindi li ho pagati di meno. Poi mi sono comprata questo Gel Doccia After Sun al latte di cocco, aiuta a mantenere la bronzatura, visto che adesso sono abbastanza abbronzata, insomma non sono tanto scura perché comunque ho la pelle chiara, però sono abbronzata, e per mantenere la bronzatura ho deciso di comprarmi questo. Gli ingredienti sono un po' un disastro perché ci sono i siliconi e poi non so cos'altro,
però non mi interessa, io volevo un qualcosa del genere, cioè non sono mai stata in realtà fissata nel guardare gli ingredienti, e quindi sinceramente io uso quello che trovo. Ho un coccolino, è costato 1,25 € perché era scontato, perché in realtà questo qua costerebbe di più, invece era in promozione e costava 1,25 € e questo è il mio preferito tra i coccolino. E la prossima settimana comprerò anche Dash Ecodosi perché mi servono e quindi sto finendo anche i detersivi, diciamo, e quindi mi servirebbero anche quelle. E ho comprato di nuovo la mia decolorazione preferita del momento, che è questa, e ve ne ho già parlato nel video dei prodotti finiti. Questa provatela, io i capelli che ho adesso bianchi li ho fatti con questa qui e ve la consiglio. E nient'altro, questa era in offerta a 7,95 € al posto di 9,90 € mi pare, quindi è un buono sconto insomma. Quindi questo è lo scontrino del Tigotà. Adesso vi vado a prendere anche lo scontrino del Lidl e del Prix. Ecco qua, quindi questo è lo scontrino del Prix e potete vedere i prezzi, mentre al Lidl totale 14,68 e questi sono i prezzi. E ovviamente variano in base ai periodi, perché ci possono essere questi stessi prodotti scontati in alcuni periodi, quindi insomma prendete i prezzi un po' così alla grande, ecco, poi dipende dal periodo, insomma, se ci sono offerte o meno. Ecco qua, quindi questo è il video spesa, io spero di avervi tenuto compagnia. Come nell'altro video vi dico, se avete dei prodotti da consigliarmi, Lidl e Eurospin, perché io non ho discount tipo l'MD, si chiama MD, o discount tipo... ce ne sono diversi che qua in questa zona non ci sono, qua nella provincia diciamo non ci sono, e forse bisogna andare un po' più giù vicino Treviso, ma io non vado da sola fino a Treviso. Comunque qui sapete che ci sono solo Lidl, Eurospin e il Prix. Questi sono i negozi sui quali dovete basarvi per consigliarmi dei prodotti da provare. Ovviamente poi decido io se provarli o meno, però voi scrivetemi qua sotto. Se non li provo io poi li provo a Franza, quindi va bene lo stesso. Se li trovo, perché appunto vi ho detto che quelli che mi avete consigliato la maggior parte io non li ho trovati, non li ho visti. E quindi niente, prossima settimana guarderò meglio, visto che sarò in compagnia la prossima settimana dal dentista. Non porterò mia nonna però, porterò un'altra persona e voglio vedere se si fa filmare, ma non credo. Non credo, è la mia amica del Comelico, ma non credo si faccia filmare. E una volta ero come lei, invece sono qua con voi a fare video, più di 7.000 iscritti, quindi non l'avrei mai immaginata sta cosa. Ma non c'entra niente col video spesa, quindi è meglio che chiudo. E vi ringrazio e vi saluto e vi aspetto al prossimo video come sempre. Ciao!